com'è la Sardegna? Com'è? Antica e moderna. E dove è antica, antichissima. Per esempio come quella parola launeddas che udimmo dalla bocca di alcuni ragazzi nelle strade di Riola Sardo, nel Campidano. I ragazzi soffiavano tenacemente nelle loro cannucce, ma soffiavano e basta, con un puntiglio che aveva più dell'esercizio che del gioco. Infatti, come ci spiegarono, il loro scopo è quello di imparare a soffiare il più a lungo possibile, senza mai prender fiato dalla bocca e respirando soltanto dal naso. E chi è più bravo soffiatore diventerà da grande più bravo suonatore di launetas. Così ci dissero, e ci diedero anche il nome di un pastore. Egli custodiva il suo strumento tra l'erba, ma a vederlo, 5 canne di bambù legate insieme con un elastico non sembrava uno strumento. Nessuno di noi l'avrebbe riconosciuto. Egli però cominciò a montarlo. Prima la canna più lunga che si chiama tumbu e che dà un suono costante e grave. E così, a poco, l'antichissima immagine del suonatore di launeddas, effigiata in un bronzetto del VII secolo a.C., cominciò a prender forma. La seconda canna, o mediana, ha 4 fori. La terza 5. E le canne si suonano tutte e 3 insieme, creando un'armonia che nasce dalla consonanza simultanea di 3 o più note diverse. Tramandata attraverso i secoli, l'antica melodia del pastore incanta ancora oggi i cuori e intorno ai più bravi si raccolgono nei giorni di festa adulti e bambini, rapiti da quella voce autentica della loro terra. Alla periferia di Nuoro, accanto alla chiesa dove c'è la tomba di Grazia Deledda, esiste un museo ignorato dai Baedeker. Per visitarlo bisogna rivolgersi al parroco. È una raccolta molto modesta, è tutto qui. È un museo diverso dagli altri, non solo per la modestia dei locali, una stanzetta di 2 metri per 3, sottratta alla canonica dalla passione del parroco collezionista, ma perché raccoglie tutti quegli oggetti, in genere trascurati dai musei ufficiali, in cui si esprime nelle sue varie e tradizionali manifestazioni la vita del popolo sardo. Sono oggetti di uso quotidiano e domestico, ma in queste forme uscite dalle mani di artigiani e di pastori c'è tutta la semplicità dei sardi, la loro fedeltà alla tradizione, il segno del loro carattere. Eravamo entrati qui dentro con la svagata curiosità del turista. Ed eccoci a tu per tu con alcune tra le più caratteristiche e raffinate manifestazioni del folklore sardo. Gioielli, orecchini, monili, che hanno tra l'altro la particolarità di servire al tempo stesso come ornamenti e come amuleti contro il malocchio. Ma i documenti più suggestivi, che dimostrano le remote origini della civiltà sarda, sono forse quelli che abbiamo visti per ultimi, prima di lasciare il museo. Le maschere dei mamutones.
troverete sull'altipiano di Nuoro, ci avevano detto. E così ci mettemmo in cammino, partendo da Irgoli, attraverso questa desolata regione di sassi e di pastori, alla ricerca dei maestri volanti. Sono necessari l'architetto, il manovale, il fabbro, ferraio, il falegname, l'imbianchino. Finalmente avevamo trovato una traccia dell'alfabeto, ma non ancora il maestro, il quale, come ci disse un pastore, non era ancora passato di lì, ma se avessimo continuato a camminare lo avremmo certamente incontrato. Alla fine lo vedemmo, e giusto in tempo, perché terminata la sua lezione, il maestro volante stava già per rimettersi in viaggio. Tutti i giorni, ci spiegò mentre lo accompagnavamo nel suo giro, egli percorre 20-25 chilometri di strada per raggiungere in un punto o nell'altro, concordato a seconda dell'orario e degli spostamenti dei greggi, i suoi 14 allievi. Confinati per mesi e mesi sull'altopiano, i pastori vivono troppo distanti dai paesi per poter scendere a valle e frequentare le scuole serali. Così la scuola ha deciso di muoversi lei e di raggiungere i pastori sulla montagna. Sono nella provincia di Nuoro i maestri volanti che a piedi o a dorso d'asino vanno di gregge in gregge a far lezione. Esiguo è il loro stipendio, notevoli i disagi che affrontano, specie d'inverno. Ma ogni volta che arriva il maestro, per il pastore è un tuffo al cuore, una festa. Nessuno come lui, che vive in una quasi assoluta solitudine, sente il bisogno di un contatto umano. È affamato di parole e di compagnia. Qualche volta, la sera, nelle piccole comunità di montagna, l'insegnamento continua. Riuniti intorno al maestro, i pastori lo stanno ad ascoltare con un interesse così sincero e commovente che la lettura a voce alta acquista quasi il significato di un rito. Inondando le cime fantastiche dell'orizzonte. Monte Corrucci, Monte Uddè, Bella Vista, Sabardia, Santo Giovanni, Monte Nou, sorgevano dalla conca luminosa come i petali di un immenso fiore, aperto al mattino. E il cielo stesso pareva curvarsi pallido e commosso su tanta bellezza, ma col sorgere del sole l'incanto svanì. Sono più che maestri, dei missionari dell'alfabeto. E come dei veri missionari condividono con i pastori la vita primitiva, l'isolamento, le povere disadorne dimore.